Pace e bene a voi presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il Cantico dei Redenti che troviamo al numero 5. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vogliamo cogliere questa salvezza che è qui con noi, in mezzo a noi, una salvezza che ci viene donata, riversata. Sperimentare questo abbraccio di Dio deve diventare la nostra forza, il nostro cammino per oggi, consapevoli che siamo amati da un Dio che sempre viene a noi, viene per salvarci, per perdonarci. Affidiamo a Lui la nostra vita, confidando nel suo amore infinito, confessiamo i peccati. Chiediamo perdono, Signore, per non aver ascoltato sempre con tanta fede e amore la Tua parola. Signore, pietà. Ti chiediamo perdono per non averla messa in pratica. Cristo, pietà. Ti chiediamo perdono per il nostro orgoglio, superbia, per la nostra presunzione, per i nostri pregiudizi. Cristo, Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre azioni secondo la Tua volontà, perché nel nome del Tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa.
Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Parola di Dio. Il Signore è il Re della gloria. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco, mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Sono due cose che Gesù oggi ci suggerisce, ci dice, le cose che piacciono a Dio. La prima cosa mi sembra di cogliere nella prima lettura è questa gioia di Davide nel danzare, nel far festa davanti all'arca del Signore. È una cosa che colpisce. Il re Davide ha fatto l'esperienza del sentirsi amato da Dio, del sentirsi scelto da Dio. Lui che era l'ultima ruota del carro della famiglia ed è stato scelto ad essere re. Ed era così felice quando si trovava davanti al Signore che non riusciva più a trattenersi. E dice la scrittura, Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Danzava, manifestava cioè questa gioia
nello stare davanti al Signore e questo ci dice come è bello scoprire la gioia quando si scopre Dio, quando si sta di fronte al Signore, quando si inizia la giornata danzando, accogliendo il Signore nella nostra vita. A volte noi subiamo certi incontri con il Signore, li viviamo con un senso di stanchezza, di noia. Uffa, c'è da incontrare il Signore, uffa, c'è da andare a messa. Ecco, non c'è quella gioia a dire che bello, Signore, stare con te. Vorrei assomigliare a Davide, che faceva festa, Davide, perché questa è la caratteristica di Dio. È bello dar lode al Signore, cantare al tuo nome, annunziare al mattino il tuo amore e la tua fedeltà. È bello, è qualcosa che ti riempie il cuore di gioia. C'è sempre i salmi che dicono: sull'arpa 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Ecco, quando si sta davanti a te si scopre questa gioia, questo desiderio di far festa, di danzare. Perché? Perché bisogna far festa? Perché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie. Mi rallegri. Perché sono grandi le tue opere e sono profondi i tuoi pensieri, e l'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Ecco perché bisogna fare festa. La seconda cosa che viene dall'ascolto della parola del Signore, un pensiero così spontaneo, è questo brano del Vangelo, dove il Signore ci tiene a dirci che chi fa la volontà di Dio, chi sa mettersi in gioco, chi crede fino in fondo, ecco, può vivere questa intimità con il Signore e può cogliere questa presenza del Signore come colui che è tutto. Si diventa fratelli, sorelle, madri, nella misura in cui noi cerchiamo di fare la volontà del Signore, di affidarci a Lui. Ecco, queste due cose teniamo presenti oggi per il nostro cammino. Cioè il Signore ci chiede gioia, capacità di danzare, di far festa, e dall'altra parte un affidamento, un credere fino in fondo a un Dio che vuole fare la sua volontà attraverso di noi, attraverso il nostro sì. Ecco, capacità di dire sì, Signore, ti accolgo, accolgo la tua parola, mi affido a questa tua parola, voglio vivere secondo i tuoi insegnamenti. Donami questa fede grande.
presentiamo a te, bevandoti, Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Tra loro in particolare di Carlo, Arturo, Albina. E nella tua misericordia ricordati anche di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Davide sentiva il bisogno di danzare, di manifestare questa gioia quando si trovava davanti al Signore. E noi abbiamo il Signore qui in mezzo a noi, un Dio che si offre, un Dio che si dona, è presente realmente, è il Signore. Ecco, come non sentire questa gioia di manifestare la nostra appartenenza a Lui, è questo danzare. Voglio, Signore, che tu diventi, desidero che tu diventi la mia forza e il mio canto, che diventi il nostro ritornello oggi. Signore, la mia forza e il mio canto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, io custodisco per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te.
non permettere che io mi separi mai più da te. Pane di vita nuova, 153. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Grazie Gesù, perché ci hai detto che vuoi la gioia e vuoi che ci affidiamo alla tua parola. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace con il Signore dentro nella vostra vita. Rendiamo grazie. A Dio. Inno a San Leopoldo, 190, prima e terza strofa. Leopoldo è l'uomo giusto che ripone la sua fiducia piena nel Signore, lo loda con la bocca e con il cuore, lo serve con tenace fedeltà. Signore, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità
Christus